anni hai, Jenny? Indovina, sono piccolino. Sei piccolino, insomma. Vabbè, meno male che sei piccolino di età e non di altre cose. No, vabbè, per chi, insomma, non per me, per me poi ne parliamo in privato. Quindi una trentina d'anni. Sì. Bravo, vedi, lui ha 30 anni. Comunico a tutte che lui è sposato, quindi non ci fate nessun pensiero. L'unica amante ufficiale posso essere io, quindi, perché la moglie mi ha dato il permesso, quindi siamo a posto. Non vi fate venire strane idee. Da quanto tempo giochi a calcio, Gennarino? Da 23 anni. Ha iniziato proprio giovanissimo. Sì, Un altro poco vai pure in pensione. Sì. Vabbè, però sarebbe una bella pensione, insomma. Perché L'anno con lui, prossimo, secondo l'anno me, prossimo. vai in pensione l'anno prossimo. A 31 anni ti ritiri? No, No, più ci vecchio. sta Totti Sì, che sì. è più grande di te, Totti a insomma. 38. E perciò dico, Totti ha 38 anni e gioca ancora. E poi anche ancora molto tonico, tosto, fresco, no? Bello lui. Perché la moglie è bionda. Un po' ingrassa, un po' così. Invece noi siamo belli. Lui è proprio bello. Pronto? Pronto? Andrea? Ciao, è la regia. Sì, Andrea, sì. Volevo ascoltare una Ho canzone- sentito uno squillo, poi spronto la regia. Perché mi hai telefonato? Bah, Volevo Andrea, ascoltare una canzone di questo cantante che ha a fianco. no, questo che ho a fianco non è un cantante, Ah, non è un è un cantante. Mi dispiace, calciatore. Andrea, non canto. Al limite ti può fare qualche palleggio, al limite, se vuole, Posso fare qualche cosa. ti può far cantare. Non canto, non so. No, puoi far cantare tu Sì, Andrea. bravissimo. Ecco, lui può far cantare Andrea o anche me, insomma, che poi io canto benissimo, tengo una bella voce. Quindi se tu mi aiuti, insomma, possiamo fare una cosa bellissima. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao. Sono Jessica da Fragola. Ciao Jessica, come va? Tutto bene? Jessica, ti piace questo ragazzone che tengo vicino? Sì, questo ragazzo è il fidanzato di mia cugina. Ah, che bello. E guarda che lui pure aveva iniziato dicendo ciao Jessica, come va? E tu invece sei la cugina di Jenny. Vabbè Jessica, però diciamolo che visto vicino a me diventa anche più bello, no? Sì, È che un pensierino io lo posso fare o no? Mica tua cugina ci dice qualcosa? sì, ti ammazza. Ci ammazza proprio? Ma come ti chiama? Perché lui non me lo direbbe mai. Come si chiama tua cugina? No, non ti sento bene perché forse stai col cellulare. Mettiti dove si prende. Jessica? Senti? Sì, adesso ti sento. Come si chiama tua cugina, cioè la sua fidanzata? Non lo posso dire. Addirittura? No, lo dici tu, dillo. Tanto non mi ci hanno sgamato, sta tua cugina a Lo telefono. dice a lei. No, dici, lo puoi dire, vai. Che le mandiamo anche un grande saluto. Raffaella? Si chiama Raffaella, quindi un bacio a Raffaella che sicuramente se tu l'hai avvisata, ma l'hai avvisata almeno pallone. Nella vita cosa mi piace fare? Sì, avvicinati al microfono altrimenti non ti sentiranno. Oltre a pallone. Sì. Lavoro. Oltre al pallone, a uscire con Raffaella, insomma, queste cose qua. È una cosa basilare, no? Quella è la prima cosa. È la priorità lei. È la priorità. Dopo ci sono le amanti che vengono in secondo No, io luogo. sono- Vabbè, però, insomma. Sono No, sincero. non ho detto che c'hai l'amante. Ho detto poi le amanti vengono in secondo luogo. Alza O un no? po' la voce. Non le si guardi sente. le altre donne. Ma non senti lui? Sì, È perché c'hai il microfono lontano, aspetta. No, vicino. Regia va bene così? Va Vedi benissimo. che c'è una lucina blu, devi parlare vicino a quella lucina blu. Ho No, non è visto. tanto abituato con i microfoni, non lo so, povera Raffaella, però insomma. Oltre a giocare a pallone, Rispondiamo alla diretta, vai. rispondiamo alla diretta. Pronto? Buonasera, sono Enza da Barra. Ciao Enza, come va? Buonasera. Tutto a posto. Ti piace questo ragazzo? È bellissimo. Grazie. Lo vedi vicino a me? No, un po'. Come no un po', Enza? Non facciamo una bella coppia? No, ma lui è giovane proprio, pure tu, però lui è più bello. Ma è più bello di me, Enza, mi stai dicendo tutte queste cose. Lui è scuro scuro, io sono biondo, figurati un figlio come viene bello. Pure tu sei una brava ragazza. Enza, noi scherziamo, lui è fidanzato, gioca a calcio, è un bravissimo ragazzo. Scherziamo, perché Lo so.
Lui è fidanzato con una ragazza bellissima, abbiamo visto le foto con Raffaella, quindi a loro gli auguriamo solo tanta felicità. Dimmi tutto, Enza. Senti, vorrei sapere il brano di Ottaviano. Che brano di Ottaviano? Come vuoi tu? Regia, ce lo possiamo passare, Enza, questo brano? Sì, lo stanno preparando, Lo Enza. prepariamo, sì. Nel frattempo, che Va voi bene, sapete? grazie, buona serata. Solo questo volevi fare? Sì, è un bacio a Anna Lucia. Ok, un bacio a Anna Lucia, dove ci associamo Senti, anche noi. Sofia, Dimmi. se vai a casa di Lucia, me la Sì. saluti, Vicenza da Barra. Va benissimo, sarai servita. La zia di Giulia dici. Ok, va bene. Va bene, ciao, buona Un serata. bacio, buona serata anche a te. E quindi Lucia, alla prossima mia visita ti devo portare i saluti della signora Enza da Barra, non ci dimentichiamo. Nel frattempo dovrebbe esserci già la pilloletta per Enza da Barra, che ce l'ascoltiamo, Jenny, ce l'ascoltiamo. Come vuoi tu, a così mi fai male, come vuoi tu, parlami solo come vuoi tu, l'ultima volta come vuoi tu, poi me ne manca come vuoi tu, hai ragione ma come ci fa? Non ce la faccio a te passare, come vivo senza te. Se non tengo a te vicino, non cammina vita mia. Non ce la faccio a te passare, solamente a lo pensare. A noi giorni chi sta amore, nata amore può abbracciare. E questo era tutto per Enza da Barra. Ma andiamo a leggere anche il segno del nostro caro amico qua vicino. Allora, lui, regia, immaginate che segno è? Regia? Che segno è? Secondo voi che segno può essere un uomo così? È un segno di fuoco. No, di fuoco proprio no. Scordatelo. Che segno è? È di non ho passione. No, è un segno di terra. Terra. È sempre fuoco. Non lo conosco. È toro! Toro. È un toro! Regia, indovina io che segno sono? Safiria, non faccio maga. No, va bene, lei fa un maga. Indovina. Buttati. Capricorno? Sono toro anche io, ecco, bravo. Quindi siamo un toro e una torella. Quindi guarda come le strade si congiungono, potremmo fare tante cose insieme. Non ho detto vacca, ho detto torella, mi raccomando. Allora lo andiamo a leggere, dopodiché salutiamo perché scherzando sì. e ridendo si sono fatte le 6. Allora, in questo momento non siete del tutto brillanti dal punto di vista della comunicazione. Non pensateci e per i discorsi importanti aspettate semplicemente un'occasione migliore. Quindi, caro Jenny, in questo periodo non sei proprio tanto brillante, cioè sei un po' scocciato, dici sempre di no, devi dire più sì. Quindi È vero. dopo io ti farò la domanda, qualunque domanda essa sia, tu rispondi di sì. Dopodiché le stelle... Dipende che domanda mi fai. Vabbè, infatti, quello te la faccio in privato e poi vedremo, insomma, quello che c'è da rispondere. Ma detto questo, salutiamo i telespettatori. Un altro mercoledì è finito. Vi ricordo che mercoledì prossimo io sarò sempre qui dalle 16 alle 18 con un grande Un'ultima diretta, ospite. Savi, scusami. Sì, con un grande ospite e parleremo di una situazione sociale che sta accadendo in tutta Italia. Lui ci spiegherà nei minimi dettagli quello che sta succedendo e così potremo aprire anche un dibattito con le persone che ci seguono. Rispondiamo a quest'ultima diretta. Pronto? Pronto? Ciao Jenny? Jenny? Pronto? Chi è? C'è un po' la voce Rauca. Giovanna. È Giovanna, Jenny, Giovanna chi adesso? la mamma La di mamma di Jessica. Ciao, come stai Giovanna? Ma ci, Come stai Jenny? Sto bene. ci chiamano tutti, ma non ci chiama Raffaella, però. Tu come stai? Voglio salutare a voi che state là, Grazie. Grazie. a tutta la mia famiglia, mia figlia Mi Olga, associo. Un la bacio mia grande a tua Jessica. famiglia. Un bacio anche da parte mia, Sì, e voglio ascoltare una Canzone canzone di di Alessio. di Alessio. Va bene, ti metteremo in pillola questa canzone di Alessio. Grazie per avermi chiamata. Però ti aspetto anche mercoledì prossimo, anche senza Sì, ti ho Jenny. chiamato anche mercoledì. Ah. Voglio dare un bacione a Jenny Ok. Anche a te Giovanna ti voglio bene, ricordati.
Lo so. Vabbè, fagli ascoltare Alessia a questa pazza di Jessica. Ok, io ti aspetto però mercoledì sempre in diretta, Vabbè, Giovanna. non ti preoccupare, va bene. Un bacio forte, Giovanna, ciao. Ciao, Un bacio ciao. a te e Jessica, salutiamo tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, grazie per averci seguito anche stasera, ci ritroviamo qui sempre mercoledì dalle 16 alle 18 con l'oroscopo di Safiria Loren. Un bacio a tutti, grazie. Buonasera a tutti, ciao. Ciao.